ben ritrovati con Rosso e Nero. I dati di Banca Italia li abbiamo potuti leggere oggi sulle prime pagine della stampa nazionale. 2 famiglie su 3 non riescono ad arrivare alla fine del mese. A 2 famiglie su 3 il reddito non basta, lo dicono chiaramente appunto 2 rapporti differenti della Banca d'Italia. Non solo, un rapporto molto più recente, perché viene pubblicato, reso noto questa mattina, di Confcommercio. I consumi sono crollati, sono scesi del 2,4% nel mese di gennaio. Si torna, pensate, ai livelli del 2004. Quindi sono famiglie al palo, i redditi sono troppo bassi. Vedete, questa è la rassegna stampa, qualche titolo che abbiamo deciso di mostrarvi. Siamo sicuri che voi che ci seguite da casa potrete regalarci delle fotografie reali degli effetti della crisi sul vostro budget familiare, quindi chiamateci, raccontateci le vostre storie e anche, perché no, le vostre difficoltà, e ovviamente tentiamo di rispondere insieme al grande interrogativo post-elettorale, quando ormai insomma la confusione è chiaro a tutti, regna sovrana nei palazzi del potere romano. Chi ci pensa a noi? Chi pensa alle famiglie? Ci penserà davvero ad esempio Beppe Grillo con un reddito di cittadinanza? È possibile una cosa del genere in Italia? Chiamateci e ascoltate anche i commenti, i pareri dei nostri ospiti, che salutiamo. Prego, siamo prontissimi. Allora, oggi mi sono portato degli appunti, Antonella, perché non voglio sbagliare i numeri. Stiamo facendo delle constatazioni ed è evidente, concordo con quello che è stato detto finora, che siamo in una situazione drammatica. Questo Paese non ha rappresentato nessuna soluzione e non può rappresentarla. Ci sono delle evidenze che non è inutile neanche discuterne. Ci sono delle misure tampone che oggi le famiglie, io leggo il titolo e voglio stare molto aderente a quello che è il tema della giornata. Famiglia in crisi, chi ci pensa? Beh, inizialmente ci pensano le famiglie stesse, tagliano i costi, il buon padre di famiglia riduce gli sprechi o li limita se non altro. Ci sono dei costi che sono sostenuti, ci sono delle spese che vengono giustificate da un bisogno che in realtà bisogno non è, pensiamo ai telefonini o altre cose, quindi andremo ad intaccare quelle presunte spese necessarie che poi in realtà il buon padre di famiglia, dico padre ma madre, insomma la buona famiglia, si renderà conto che sono delle spese che si possono anche in qualche modo limare. Ad un certo punto avremo finito di limare, che è quello che sta facendo poi il governo con noi cittadini, e a quel punto si necessita di una soluzione. Indipendenza Veneta non è uno slogan, Indipendenza Veneta è un progetto civico e noi abbiamo delle soluzioni, anche perché come Indipendenza Veneta vogliamo dare un esempio virtuoso anche al resto dell'Italia, dove ci sono movimenti indipendentisti sparsi in tutta la penisola. E io posso dare ai cittadini intanto dei numeri, visto che noi abbiamo un residuo fiscale di 20 miliardi di euro che mandiamo al governo centrale e che non ci ritornano né sotto forma di finanziamento né sotto forma di servizi. Il nostro team legale e i nostri economisti del movimento hanno fatto delle stime, e questo è giusto che i cittadini lo sappiano. In una Repubblica Veneta, in una nuova e moderna Repubblica Veneta europea, ci sarà un avanzo di bilancio, anziché un deficit ovviamente, che permetterà di abbassare da subito le tasse e aumentare la qualità dei servizi pubblici. Pertanto potremo ridurre le imposte dirette sui redditi di persone e di imprese al 20%. Queste sono delle proiezioni. Esatto, delle proiezioni. Delle imposte dirette dell'IVA passerebbero al 15%, i contributi sociali che versano le imprese verranno in ogni caso al 25%, quindi do ai cittadini un dato: un impiegato che oggi in Italia guadagna di media 1.150 euro al mese potrebbe passare a 1.650, e il datore di lavoro che oggi paga 2.600 euro al mese per questo dipendente potrebbe pagare 2.300. Dopodiché bisognerà veramente creare delle frontiere ben forti. No, non serve, perché tutti quanti arrivano qui. Stiamo parlando di un progetto tecnico, di un paese civile che si muove in Europa ed è il destino dell'Europa. Avete sentito parlare di Europa dei popoli? Cioè, una cosa del genere. Eccoci qui, dunque, a gennaio sono state autorizzate il 61,6% di ore in più, 61,6% di ore in più rispetto allo stesso mese del 2012 di cassa integrazione. Cioè, sono dati importantissimi, che significa che tantissima gente sta a casa, che quindi i redditi si restringono sensibilmente, che quindi la gente non può più spendere, che quindi la gente soprattutto, fondamentalmente, a proposito degli italiani grandi risparmiatori, ecco, non riesce più a risparmiare un centesimo. Il che significa che non accantonano per la vecchiaia per quando avranno pensioni miserrime, e anche questo è il problema Pozzobon. Ecco, anche il futuro, già i giovani non hanno futuro, così si dice, è un luogo comune, chi lo sa, ai posteri larva sentenza quando questo futuro diventerà presente, però comunque anche gli anziani adesso non riescono a garantirsi il futuro, perché con le pensioni del poi
non ci arriveranno a campare. Assolutamente, assolutamente. Mi collego anche a questo aspetto, Antonella, nel senso che fai un quadro generale ed è assolutamente condivisibile, però con tutto rispetto per le persone che sono in questa sala e che sono sicuramente delle persone estremamente intelligenti e preparate, io ritengo e mi faccio portavoce del nostro movimento Indipendenza Veneta che è necessario fare un passo avanti, cioè, constatare, stare qui a parlare di politica di destra e di sinistra per me al cittadino non interessa onestamente. Io sono un cittadino, io non sono un politico, non ho mai avuto la tessera di nessun partito politico, non ne sono, e questa è la mia unica colpa, mai occupato prima, cerco di recuperare adesso insomma. E nel momento in cui noi, mi riferisco all'intervento del signore dei 500 euro della tassa, cos'era, dell'assicurazione, la macchina non riesco ad andare a lavorare, dice no, che tra assicurazione sì, tra una cosa e l'altra, 700 dice, euro, io a questo signore ma anche a tutti gli altri ascoltatori faccio un invito, state attenti ai temi e alle persone che vi parlano anche da queste preziose trasmissioni, perché io non sono un politicante, probabilmente non lo sono neanche altre persone qui dentro. Nel momento in cui invece dice nessuno propone delle soluzioni, io ho fatto un solo intervento proponendo una soluzione. Indipendenza Veneta è un movimento di cittadini, quindi io parlo ai cittadini. Cittadini, c'è un progetto che voi potete sposare e adoperarvi per fare in modo che questa area geografica, che è una perla e che ha la possibilità di trainare in maniera virtuosa tutto il resto del paese verso un percorso che è volto al miglioramento e all'essenzialità anche dei bisogni, come dicevi giustamente Antonella, dei pensionati, delle persone che devono introdurre i propri figli nel mondo del lavoro, o meglio i figli che si devono adoperare per introdursi nel mondo del lavoro. Quindi la soluzione c'è. Nel momento in cui questo Stato è fallito dobbiamo avere il coraggio, e sottolineo questa parola, il coraggio di fare una scelta veramente importante. Avvicinatevi al Movimento Indipendenza Veneta per conoscerlo, perché non c'è niente di spaventante, si parla solo di coraggio. Velocissimo? Sì, velocissimo. Praticamente il signor Maurizio è già un nostro sostenitore, deve semplicemente fare chiarezza, perché io le ribadisco, Maurizio, con grande rispetto, non ho parlato di muri di Berlino ma di una organizzazione statutale nuova in un insieme d'Europa che si sta modificando, quindi quando lei dice abbiamo fatto un sacco di cose, dobbiamo buttare via tutto, se le cose non funzionano, io per la mia famiglia, per il mio lavoro, normalmente se ho sbagliato a fare qualcosa mi prendo responsabilità, signor Maurizio, e la cambio. Noi stiamo proponendo semplicemente un cambiamento, non muri, non sconvolgimenti radicali che comportino per le persone degli aspetti di vita negativi, ma migliorativi. Ho parlato io perché è proprio da un'altra parte, Maurizio, io parlo di quello che parla lei.